Signori, bentornati in un nuovo episodio di Far Cry 3. Nell'ultima puntata finalmente abbiamo ammazzato tutti lì alla medusa e dovevamo ritornare ad Amanaki per vedere che cazzo vuole Dennis. Io in vostra assenza mi ero fatto un po' di missioni secondarie e poi sono crashato e mi sono rotto il cazzo, dato che era la terza volta che crashavo di fila. E tu queca sei. Allora, detto questo, io direi di andarci a fare la missione principale. Mamma mia, con quanto stile, guarda qua, guarda con quanto stile che abbiamo. Quindi mi sono fatto un paio di missioni secondarie, ancora ce ne rimangono, però insomma ci siamo portati avanti. Dobbiamo andare ad Amanaki a vedere che cazzo succede. Io vi invito sempre a non fare caso al disordine che ho in cam, ma voi non me ne frega un cazzo e sappiate che io sono un tipo disordinato. Sì, perché lo so che lo siete anche voi e non lo dite, semplicemente io lo dico. Allora, andiamo avanti, parliamo con il buon uomo, Dennis. Vieni qua, figlio di... Mamma mia, non ti dico di che figlio sei. Cos'è successo? Vas si prepara ad attaccare il villaggio. Sta preparando le armi in questo preciso istante. I miei amici sono nei guai. Che cosa diceva il messaggio? Li hanno portati in un posto chiamato BP. Vas chiederà un riscatto e poi li venderà allo stesso. Guarda come ascolta quello. No, bene, allora hai tempo. Jason, ti prego, combatti per noi. I Rakyat saranno uccisi. Se riesci a sabotare le armi, puoi indebolire Vas e ucciderlo. Ma vai a cagare, io devo prendere i miei amici, la mia ragazza, la devo trombare prima di andarmene e me ne vado. Scusa. Sapevo di potermi fidare. I pirati tengono le armi nella segheria nella giungla. Prima disattiva l'allarme, ok? Se lo fai scattare, bloccheranno la capanna delle armi. Ruba gli esplosivi. Poi distruggi le armi. D'accordo? Vabbè, dai. Buona fortuna. Buona fortuna un cazzo, non fate mai niente, Rakyat di sto cazzo. Sabotatore, vai alla segheria. Allora, dove si trova sta segheria? Giusto per sapere come dobbiamo muoverci. La segheria è qua. Io passerei al solito dall'antenna, ce l'attiviamo così prendiamo la parte di mappa. Dai, facciamo così. Allora, veicolo, usciamo qua da Amanaki. Allora, perfetto, io ho la pistola alla fine e questo fucile perché ho fatto delle missioni di caccia e ho preso un pompa per abbattere un orso. Mentre mi è piaciuto, tra l'altro ho migliorato pure un'abilità che mi dà maggiore precisione con i fucili e ste robe qui. Quindi un pochino l'ho potenziata. Raccolgo in teoria 2 piante alla volta. Questo forse l'avevamo fatto insieme nell'episodio precedente. Ora il problema è che dobbiamo andare verso quella direzione e siamo a piedi. Speriamo che strada facendo riusciamo a prendere un veicolo. Posso sbagliare, ma ne vedo uno in lontananza. Vai che ce lo fottiamo. Buongiorno ragazzoli, non so perché siete qui fermi, ma io mi fotto la macchina. Arrivederci, ciao. Non uscite gli AK per cortesia. La torre è lì. Già la vedo e l'obiettivo dovrebbe essere davanti a noi. Dobbiamo stare... Madonna. No, si sono fermati. A cagare. Mamma mia, bastardi. Ok, saccheggiamo i corpi. Non è male il pompa che abbiamo. Speriamo soltanto di non crashare, veramente, raga. Sono leggermente incastrato. Perfetto. Madonna. Vabbè, pieno di gente. Su Far Cry 4, se non sbaglio, hanno aggiunto la possibilità di sparare dalla macchina. Cosa che qua non posso fare. Ma porca madonna. Ma guarda. Fa culo. Si può lasciare il freno a mano qua? Sempre sul 4 penso l'abbiano aggiunto. Tigre, attenzione. Ok, qua siamo in una zona sconosciuta. Fino a quando non prendiamo la torre lì non sappiamo cosa si può nascondere. Oddio, c'è gente. C'è un drago di Komodo. Ok. Erano, penso, di guardia. Si assicuravano che nessuno attivasse la torre. Ok, noi dobbiamo entrare. Dove cazzo è l'entrata? Di qui. Ok, iniziamo la scalata. Trallallero, trallallà. La saltiamo così. Oh. Cassettina. Cono da traffico. Attenzione. No, madonna. Sì. Arrampicati così malamente. Arrampicati di nuovo malamente. E in teoria siamo arrivati. Oddio, che panorami. Come sempre. Oh, c'è pure la cassettina qua. Attiva.
Ok, zaino pieno. Esche per crearne uno nuovo. Sì, lo so, ma non posso fare un cazzo. Per fare lo zaino ci vuole tapiro. Vai a vedere. Speriamo che magari in questa zona ci sono i tapiri, così prendiamo lo zaino nuovo. Ok, torre radio attivata. Bene, bene, bene. Ho abbassato un pochino il volume, raga. Speriamo che non si sentiva troppo forte fino adesso. Allora, lì c'è una zona. Oh, gratis nei negozi il Dragunov. Mi sembra una piccola capanna. Magari lì c'erano le galline. Possiamo dargli un occhio. Purtroppo non abbiamo ancora il paracadute, dobbiamo stare molto molto attenti. Vediamo, possiamo guardarla la mappa? Bene, vediamo se è una zona di tapiri qua. Questa è una zona di tapiri. È vicino a Manaki. Sarebbe comodo andare lì, raga, molto comodo. Allora, per adesso ci fermiamo qui. Allora, noi dobbiamo andare, intanto facciamoci la missione principale, che è lontanissima, tra l'altro una zona di tigri. È qui che dobbiamo andare. Minchia, mi sono buttato dall'altro lato. Madonna mia, che non abbiamo una macchina. Piano, piano. Piano, non morire. Piano, con c'è gente. Signori, benvenuti. Puntualità ottenuto. Perché ho fatto l'uccisione tripla della vita, eh. Ti è piaciuta pure al gioco. Oh, ho recuperato pure la granata. Godo. Bene, ci apriamo il forziere qui. Che belli questi piccoli laghetti. Questi erano accampati qua. Guarda che bello, raga. Ok, dai, risaliamo il sentiero. Io vado di pompa, vado col fucile. Appena vedo qua. Oh, la capretta, questa. Minchia, ne ho fatte due con un colpo. Oddio. Ah, fa culo. Guarda com'è esploso male. Minchia, ma sono pieno di roba. Fa culo. Oh, cazzo. Con calma, eh. Andiamo con calma. Però io non ce la faccio qua a limitarmi il loot. A me piace lootare. No, no, non va bene, raga. Dobbiamo andare prima dai tapiri. Non c'è un deltaplano qua del cazzo. Dai, andiamo con la macchina. Ah, il quad, bello. Guardalo lì, questo era il migliore. Ok. Piano, 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 no, 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 no. Ok, piano, no, 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 no. Fermo, fermo, basta, basta. Bene, dobbiamo andare lì. Vai alla postazione tattica. Guardalo lì, il tuffo della vita. Ok, ci siamo, raga, siamo alla segheria. No, piano, piano, piano. Ok, questa è la posizione tattica. Ok, l'allarme. Bisogna vedere dove cazzo è l'allarme. Oh, eccolo. Ok, quello è l'allarme. Lì c'è un nemico che non me lo pinga. Madonna, io li vedo e la fotocamera no. Eccolo lì uno. Oh, oddio, ma c'è una tigre. Potremmo attirare l'attenzione. Vieni verso di qui, tigrotto. Vieni qua, tigrotto del cazzo. Comunque, questo qui è solitario. Madonna, non entra. Ok, calma. 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 Ok, ok, con calma. Stiamo andando bene. Pingalo, pingalo, pingalo. Dai, pingalo. Non mi far uscire la fotocamera. Perfetto. Purtroppo non si possono nascondere i cadaveri, quindi dobbiamo stare molto attenti. Lì ce n'è un altro. Dobbiamo trovare un altro percorso. Sta musica incredibile di sottofondo, molto ansiogena. Quello lì sul molo da Ok. C'è pure un'abilità che li fa lottare in automatico quando li fai con l'abbattimento, molto comodo. Quei due vorrei farmi. Se riuscissi ad attirare... Ok. Vai, vai. Ma dai, va a cagare, manco un colpo. Ma vai a cagare. Non so perché mi ha fatto spawnare da qui. No, dai. Ce n'è uno qui, che questo qui possiamo volendo eliminarlo. Mamma mia, sembrava il coso di Negan di The Walking Dead. Vai, vai, trasportiamo tutto. Dai, e pingalo. Ma è una merda sta pistola, ragazzi, c'è poco da fare. Allora, ricapitoliamo, sono morto di nuovo e siamo qua. Non so se si è salvato, diciamo, le uccisioni che abbiamo fatto. Il fatto sta che spawniamo qua vicino al molo ed è come se ripartissimo da zero. Intanto stiamo attenti alla barca lì che si fa i cazzi suoi. Ma dai, è attraccata qua, ma non ci credo. No, ok, non si è salvato perché quello lì l'avevamo fatto. Perché sono morto malissimo. Questa pistola fa cagare, tra l'altro. È proprio da cambiare assolutamente. E adesso, mentre abbiamo questa posizione di altezza, cerchiamo di pingarci un po' i nemici. Lì ce ne abbiamo due. Per adesso non ne vedo più. Oh, dietro di me, eh. Vedi, poi mi sgamano. Non fategli prendere le armi! Perfetto. No, ce n'è un altro. Ce n'è un altro. Dove cazzo è?
No, cazzo li fai la foto mentre pushi? Ok? Penso di averli fatti tutti, raga. Questo era il primo che avevamo fatto cioè, vabbè, voi non lo vedete, vedete direttamente questa parte. Comunque con il furtivo siamo messi malissimo. Mi sgamano sempre. E c'è qualcuno, ma non so dove. Allora, raga, ho lottato tutta la zona. Madonna, c'è una tigre. Sì. No. Aspetta. Zaino. Allora, buttiamo qualcosa, tipo delle pile. Scogliamo la tigre. E volendo possiamo anche farci... Vediamo con la tigre cosa possiamo fare. Un cazzo. Però volendo possiamo prepararci un paio di siringhe. Sprechiamo 2 piante verdi. Nel frattempo io sto lottando, ma qua non vedo onestamente gente. Io non ho idea di dove sia l'ultimo. C'è un cadavere, l'avranno massacrata. Ho pieno di esplosivi. Intanto mi riprendo le munizioni. Bene, piazziamo l'esplosivo allora. Non c'è più niente. Vai. 10 secondi. Vai in un luogo sicuro. Oddio. Vai via. Ok. Vai, esplode. Ok. Un ottimo lavoro. Grazie bro. Parlami dei tuoi amici. La radio ha detto che Vass sta registrando i video alla BP. BP? Baia pirata. Ma noi la chiamiamo Baia del Sole. Una delle loro prigioni. Ok. Ricordati, Ok. Jason. La forza che ricevi dalla via porta alla vittoria. Va bene, vai a cagare Dennis, grazie. Evasioni al contrario. Bene, allora prima di andarci a fare questa nuova missione, quindi andare qui, io mi andrei a raccogliere i tapiri. No, che dite? Quindi dovremo andare in questa zona. Ci viene molto più vicino raggiungere la zona d'Amanaki, che nel frattempo che siamo lì ci vendiamo della roba. Tipo, minchia, siamo full. Allora facciamo una roba, prendiamo il fucile di precisione. Guardalo lì. Ah, non possiamo modificarlo per niente. Troppi soldi. Ma non c'è un'arma più, che cazzo ne so. Abbiamo l'arco. Subito. Io l'arco l'ho sempre usato. Personalizza mirino di Red Hot. Ce lo mettiamo. Posso al posto della pistola? Ah, ma vaffanculo. Allora abbiamo l'arco e al posto del fucile ci prendiamo magari un assalto. Potremmo usare... Questo qual è? Questo è tipo un DMR. Ma sì, dai. Prendiamo tipo questo. Non abbiamo niente. Vendiamo un po' di roba. Abbiamo $33. Ma io venderei ste cose. Vediamo tutte ste piante. Perfetto. Ok ragazzuoli, adesso si va a caccia di tapiri. La zona è verso di qui. Andiamo a caccia di tapiri, così ci prendiamo lo zaino nuovo e possiamo lottare di più quando andiamo nell'esplorazione. Allora, questo è il DMR e fammi vedere l'arco. Là, bellissimo l'arco. Bene, andiamo a piedi. E in teoria, uccidendo l'animale con l'arco, dovremmo raccogliere il doppio della pelle. Io potrei spararmi una siringa istinto di caccia. In questo modo dovrebbe pingarci, come vedete, magari gli animali nelle zone. Ok, lì vedo degli animali, non so se sono dei tapiri. Vaffanculo, sono degli uccelli. Ecco, l'arco mi ricordo che aveva una buona mira. È un avvoltoio. Però non vedo i tapiri. Ecco, forse lì ce n'è... Sì, perfetto, 2 tapiri. Benissimo, dai che ci facciamo lo zaino. Tapiro della Malesia. Eccolo lì, dovrebbe essercene un altro. Ora vai a capire dove cazzo è scappato. Ne abbiamo un'altra? Perfetto. Eccolo. Perfetto, fatti fuori tutti. Non abbiamo paura. Bene, così almeno ci prendiamo il tapiro e possiamo realizzare robe. Qua ce ne sono altre. Che fate, ne privi? Niente sfugge all'occhio di Sky Capobianco. L'altro è lì in fondo. Noi ci andiamo a prendere questo. Zaino medio. Oh, per fare lo zaino grande, pelle di dingo. E poi possiamo fare altre robe con il tapiro. Ah, la faretra media. Perfetto. E la fareta grande con l'orso. Bellissimo. Pelle di squalo mangia uomini. Questo è tipo un animale unico che andremo a cacciare più avanti. Però per adesso faretra. Sia la faretra che lo zaino li abbiamo migliorati. E adesso possiamo andare liberamente verso il ping, che ce l'abbiamo qua. Dobbiamo andare su questa spiaggia dei pirati. Là, vediamo che cos'è. Allora, prendiamo la barca.
Ah, che bello, il tuffo della vita. Adesso siamo proprio senza soldi, quindi lottare adesso è comodo. Perfetto. Andiamo verso la destinazione. Piano, piano, piano. Con calma, con calma. Andiamo con calma. Mamma mia, ma è fortissima quest'arma. Ah, ma era un avamposto, a caso. Ma è fortissima quest'arma qui. Ma completamente a caso l'ho fatto questo. Qua appena abbiamo i soldi. Appena abbiamo i soldi ci mettiamo qualche mirino qua sull'arma. Magari qualche silenziatore. Ma qua sta esplodendo roba e me ne vado. Ok, siamo in zona. Pronto? Dottor Ernest? Ciao, sono Daisy. Ho preso in prestito il telefono del dottore. Come va la ricerca? Faccio progressi. Tu come stai? Bene. Il dottore mi ha mandato in una grotta sotto la casa. È più sicuro, visto che i pirati fanno sempre le spese da lui. Ma senti, ho trovato una cosa, devi assolutamente vederla. Ok, ci vediamo dopo. Magari Ok. anche con i nostri amici. Ok, ciao. Ok, hai capito che come si crasha in questo gioco di merda? Bello che crasho del momento esatto in cui arrivo in zona e poi devo rifarmela da capo. Allora raga, ricapitolando, io sono morto un paio di volte dopo essere crashato, sono arrivato qua, ho provato a fare, vi metterò soltanto questa parte sperando che vinca a fare la parte. Sono morto 20.000 volte per colpa mia, per errori stupidi di comandi, perché sono MK e non mi ricordo bene i tasti. Allora, nel frattempo che sto facendo questa scena 26 volte sto riabituando mentre con i tasti. Se crasho adesso non avete idea, i santi. Ok. Cioè voi non avete idea, io me la sto facendo adesso molto velocemente, che sono un pro player ormai, di quante volte la sto facendo. Ci stiamo abituando. So già la posizione dei nemici. Qua c'è il serpente, evito proprio di sprecare la freccia. Se attiviamo l'allarme, qua dovrebbe essercene un altro. Colpo alla testa. Lì ce n'è uno. Quello è il secondino che dobbiamo uccidere. 3. Colpo alla testa. Non ci credo. Vabbè. Vabbè. Volete... Oddio. Volete le esplosioni? E le esplosioni avrete, figli di puttana. Ok, l'ho preso. Mamma mi fa cagare st'arma. C'è una granata? Oh no, non c'era una granata. Ok, penso forse di averli fatti tutti. C'è la musica che è altissima. Ok, penso che gli altri sono nella grotta. Però fin quando non escono non è un problema. Cagare. Mamma mia raga, in sé la scena era facile, però volevo cercare di farla più veloce possibile senza perderci troppo tempo. Anche perché un paio di volte che muoio per un errore mio. Noi stiamo cercando praticamente la grotta dove girano appunto questi video per riscattare poi le famiglie. E in teoria dovrebbe essere questa. Adesso noi le chiavi le abbiamo. Però veramente c'è la musica raga che è qualcosa di assurdo raga. Ok. Fanculo il furtivo. Fanculo il furtivo. Oh ma non fa un cazzo sta roba. Quanti colpi li devo dare? Non me la ricordavo così forte la difficoltà di Far Cry No, dammi la mia arma, dammi la mia arma. Questi erano tutti il pompa, non avevano la K. Mamma mia, noi facendo così, raga, almeno facciamo un po' di soldi. Poi appena torniamo abbiamo bisogno di un'arma decente, tipo un assalto, una roba. Io ho sbagliato a comprare sto DMR. Magari con il mirino, per carità, magari con il mirino è forte. Niente, vuoi di saccheggiarlo sto stronzo? Grazie. L'aria di essere tipo un bunker. Porca puttana, mi sono cagato, era il mio personaggio che urlava. Sta andando alla prigione! Tenetelo alla larga! Ho un proiettile col tuo nome sopra. Ok, con calma, con calma. Ok, fate tutti qua.
Ci curiamo, molto lento a curarsi. No. Lisa. Cristo. Mamma mia. Perfetto. Perfetto. No, sbagliato arma. Minchia, mi ero fottuto per sbaglio l'arma di questo. Dammi la mia. Puoi ricaricarla, madonna. Oh, un kit medico. Buono, 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 buono. Dai, stiamo saccheggiando un bel po', Una volta che vendiamo ste robe ci facciamo i miliardi, raga. Portafogli, soldi. Dov'è? Porca madonna, non ti avevo visto. Porca puttana, era al buio. Ok, penso di aver lottato tutto. Lisa dovrebbe essere qua. Una reliquia. È un video. Non è qui. No. No. Ti prego. No. Devi dire mamma, papà. Mamma. Papà. Vi amo. Voglio andare a casa. Molto bene, adesso dillo di nuovo. No. Più emozione, tesoro. Dai, ce la puoi fare. No. Basta. Brody nella sala radio della medaglia lo stronzo. Sto giocando al regista adesso, ok? Devi andartene, quei succhiacazzi hanno parlato di te alla radio. Basta! Basta parolacce. Ok, siamo al cospetto di un'attrice qui. Che bastardo, raga. Fanculo. Lo vedi cosa hai fatto? Mi hai izzato contro l'attrice. Ora levati dal cazzo, sparisci. Ci vediamo all'hotel. Fuori dai coglioni, vedi? Ti porgo le mie scuse per il mio amico e per i suoi pessimi modi. È proprio un coglione. Che bastardo, Vas. Questo, ok? Lacrime così brava. Attenzione, raga. Tu hai rotto i coglioni. Hai capito che hai rotto il Aia. Come cazzo si apre sta gabbia? Boss! Dove sei? Oddio, no.